Le piccole barchette di carta blu lasciano la riva cullata dalle onde del mare. Si è conclusa così a Chiavari la manifestazione In Blu verso il blu promossa in occasione della giornata mondiale per la consapevolezza dell'autismo. Centinaia di partecipanti, ragazzi delle scuole, ospiti dei centri del Benedetto Acquarone e dell'Anfas di Chiavari, genitori ed educatori che partiti da piazza Matteotti colorati di blu come l'acqua della fontana hanno attraversato il Carruggio, proseguendo in marcia sulla passeggiata a mare, hanno raggiunto piazza Gagliardo dove si è svolto il momento conclusivo. Il senso della giornata è quello di poter sensibilizzare appunto la cittadinanza all'autismo e anche quello di condividere un momento insieme facendo con le persone con autismo una cosa che a loro piace come camminare e vivendo appunto un momento di gioia insieme. Qual è l'incidenza dell'autismo sul nostro territorio, i numeri? Ma i numeri ormai sono purtroppo piuttosto alti, in generale si parla di una prevalenza addirittura di un 4% nella popolazione, questo è anche dovuto diciamo, a nuovi criteri diagnostici che coprono un ventaglio un po' più ampio di manifestazioni. Sicuramente il fenomeno è un fenomeno in crescita e il disturbo del comportamento che spesso si associa soprattutto in alcune fasce di età è una situazione molto delicata che richiede interventi specifici e mirati. Effettivamente c'è tante parole ma poi aiuto concreto, sostanziale non ce n'è. Cioè, se non ci fossero i centri, anziché le cose, ma non assolutamente cose sulle quali le famiglie concretamente possano contare. Di cosa ci sarebbe bisogno? Che cosa chiedono le famiglie? Le famiglie innanzitutto chiedono la sensibilizzazione verso questi ragazzi e tutti i problemi che hanno intorno, non solo il ragazzo ma proprio anche la famiglia, il genitore, i fratelli, le sorelle, cioè chiedono queste cose.